Siamo sempre con il direttore di Ambi, parliamo di, adesso anche di cambiamenti climatici che sono legati poi alla necessità di intervenire con delle opere infrastrutturali anche molto importanti, molto costose, ma molto indispensabili, diciamo. Stavamo parlando di situazioni anche legate all'agricoltura, peraltro nei consorzi di bonifica è entrata anche una compagine degli agricoltori, rappresentanti degli agricoltori, proprio perché era importante che partecipassero alle decisioni che vengono prese e al mantenimento del nostro territorio. Acqua, tutto legato all'acqua, vero? Stava raccontando, facendo una comparazione anche con altri paesi, direttore. La comparazione con altri paesi che hanno, magari che si sono trovati in situazioni particolari nella gestione della risorsa idrica per l'agricoltura, hanno messo in atto tecniche per l'utilizzo efficiente e anche sostenibile della risorsa, prima magari di noi, perché comunque l'Italia è un paese, ma la stessa pianura padana è ricca d'acqua, non è un territorio dove non c'è l'acqua. Come abbiamo detto prima, non abbiamo più l'acqua distribuita come avevamo un tempo, quando il clima si definiva un clima mediterraneo e continentale, dove le piogge anche d'estate venivano con regolarità. Certo. Allora, trovare soluzioni alla gestione della risorsa idrica in un territorio che si affaccia all'area semiarida o arida esistono da sempre. Abbiamo paesi dove hanno dei cicli integrati dove desalinizzano l'acqua del mare a costi esorbitanti, però prima la desalinizzano e la utilizzano come acqua potabile. L'acqua potabile entra nel ciclo del civile, dell'idrico integrato, l'acqua che ritorna al depuratore viene ripotabilizzata, ricondizionata e serve poi per l'agricoltura. Quindi ha tre usi, ecco che allora il costo, pur essendo elevato, anche della desalinizzazione. Il problema è che usano pochissime gocce d'acqua per le piante e alimentano un'agricoltura esclusivamente da un punto di vista del soddisfare il fabbisogno idrico-culturale. Quindi lei diceva tutto quello che ne sta attorno alla nostra classica pianura padana verdeggiante, collinare, con tutte queste specie anche di arbusti, di piante, non avrebbe senso di esistere, se non delle oasi. Non esiste, perché se noi prendiamo le fotografie dell'agricoltura irrigua nelle aree desertiche o semiaride, diciamo, o aride, abbiamo quella rigogliosità dell'agricoltura o l'agricoltura a cerchi, come la vedete da satellite, basta andare su delle aree desertiche, si vedono già questi impianti di irrigazione a cerchio, questi grandi pivot che girano, e tutti questi cerchi li vediamo dall'America fino ad altri paesi oramai, però tutto intorno al verde delle coltivazioni, esclusivamente coltivazioni ad uso produttivo, diciamo, c'è un territorio che assume dei colori rossi, se non giallastri, desertici. Non vivibili. Non verdi. Allora, la nostra realtà, se vista dall'alto oggi, è rigogliosamente verde. Se noi andiamo a comparare l'immagine del 2022, da luglio-agosto del 2022, noi vediamo un Veneto, l'abbiamo comparata, vediamo un Veneto che ha assunto un colore giallastro. Non vedevamo più il verde dall'alto. Questo perché in che stagione questo? Perché è sparita, e sì che le culture erano irrigate, quindi l'agricoltura aveva quella poca acqua disponibile ancora in uso, però tutto il territorio era privo di acqua. I parchi comunali, le aree urbane erano tutte prive d'acqua, i giardini stessi col divieto anche di irrigare. Quindi abbiamo modificato il colore del nostro territorio. Ma vi faccio solo un esempio. Se noi dovessimo, perché qualcuno dice ma se dopo si spreca l'acqua e l'agricoltura è sempre accusata magari di eccesso di utilizzo, cioè noi dobbiamo pensare che se dovessimo portare l'acqua ad un terreno esclusivamente per soddisfare il fabbisogno della pianta, noi potremmo oggi, avendo le disponibilità finanziarie, intubare l'acqua in un tubo sotterraneo, portarla all'interno di questo terreno, addirittura attraverso anche la subirrigazione, quindi attraverso le radici, con manichette sotterranee, non vediamo più l'acqua superficiale. Noi oggi, per portare l'acqua a quell'azienda là, che ha bisogno di poca acqua perché ha degli impianti super efficienti, riempie un canale.
Quindi, ma perché deve riempire un canale per portare poca acqua a quella pianta? Ecco, il riempimento di quel canale che è in terra ha una funzione ambientale, Che evapora. ecosistemica notevole. Non solo, tantissima acqua si infiltra nella falda e quindi entra in un circolo sotterraneo. Però dicono che si perda, o no? No, l'acqua non si perde mai. Se l'acqua la infiltriamo nel terreno non la perdiamo. Perdiamo l'acqua che sporchiamo e Certo. la inquiniamo. Quella è acqua persa. Tutto il resto dell'acqua entra Non nel è. circolo, o in evapotranspirazione o nel sottosuolo. L'acqua non si perde da questo punto di vista. Sta di fatti che è un ciclo naturale dell'acqua. Però dobbiamo anche capire che i servizi ecosistemici vengono generati attraverso la distribuzione dell'acqua, attraverso un canale o tantissimi canaletti, le rogge stesse Sì. che girano per un territorio. Lì si formano le piste ciclabili, le alberature, le siepi, perché se c'è l'acqua c'è la vita. Se noi togliamo l'acqua, lì nel giro di qualche anno sparisce tutto quel piccolo ecosistema che si genera attorno a un corso d'acqua e il territorio pian piano degrada, muore. L'acqua arriverà sempre alle piante, perché l'agricoltura verrà comunque alimentata, ma toglieremo dal territorio tutto ciò che sono i servizi ecosistemici generali. E quindi anche le biodiversità. E soprattutto le biodiversità, perché attorno a quei sistemi, a quegli ecosistemi si genera flora, fauna e si generano un territorio, un ambiente. Il paesaggio e l'aspetto visivo, culturale che ha un territorio dipende moltissimo dall'acqua. E sta di fatti che, per esempio, tantissime delle nostre ville venete, l'acqua che c'è nei parchi è acqua che deriva dall'irrigazione. Non è acqua che ogni villa ha il pozzo che preleva l'acqua, sono i canali, le rogge che girano, che hanno sempre contraddistinto il territorio, che alimentano anche i parchi delle ville venete. Però l'acqua che c'è dentro lì viene iscritta, questa è una parte un po' più amministrativa, nella concessione del consorzio di bonifica come acqua irrigua. Quindi quando si fanno i conti sembra che tutta quell'acqua la consumi l'agricoltura. Ma non è vero. Non è vero, perché l'agricoltura non consuma, non utilizza più del 30% dell'acqua che noi preleviamo, di quei 3 miliardi di metri cubi che noi facciamo girare su un territorio. Non più del 30% viene utilizzato dalle piante. Il resto è acqua che entra in un circolo più complesso, Certo. Evapotraspira, si infiltra in falda, rimane in superficie generando ecosistemi. Questo è importante appunto ribadirlo e saperlo. L'altro concetto importante invece è l'acqua irrigua come primo fattore di produzione dell'agricoltura. Oggi non si riesce più a fare agricoltura se non c'è disponibilità di acqua. Un tempo si faceva in tantissime parti anche della nostra regione perché la pioggia che cadeva normalmente e distribuita magari in un anno poteva in tantissime aree soddisfare le esigenze delle piante. Chi aveva culture particolari specializzate ricorreva all'irrigazione, oggi non è più possibile. Oggi con questi cambiamenti in atto, se tu non hai disponibilità di acqua non riesci più a fare investimenti in agricoltura. Proprio diventa la condizione sine qua non, avere disponibilità di acqua. Chi riesce altrimenti... a fare oggi agricoltura se non ha la disponibilità dell'acqua? Chi fa un investimento in nuovi impianti come possono essere i vigneti, come possono essere i frutteti, come possono essere le culture orticole che richiedono poi attrezzature di riflesso e fa investimenti? Nessuno lo fa se non ha disponibilità di acqua. Dove abbiamo acqua abbiamo un'agricoltura specializzata, dove non abbiamo l'acqua abbiamo culture tipo le commodity, abbiamo culture estensive a basso reddito. Dove abbiamo l'acqua abbiamo insediamento di giovani, dove abbiamo l'acqua abbiamo anche un ricambio generazionale e soprattutto abbiamo occupazione, perché le culture specializzate danno occupazione. Ecco, allora, è un circolo, è un insieme di situazioni che sono generate dall'uso dell'acqua. Ecco che la disponibilità della risorsa idrica per un'azienda agricola oggi è fondamentale. Ecco che allora i bacini, i laghetti per trattenerla vanno di conseguenza proprio per poter costruire questo percorso. Parliamo anche di acque, di corsi d'acqua sotterranei, perché ci sono anche questi. Com'è la situazione? Che utilità possono avere? Allora, che voi avete analizzato, anche mappato in qualche modo questi corsi d'acqua. Sono quelli di falda, sono quelli utilizzabili come risorsa idrica anche per noi? Eccole qui, vediamo le acque sotterranee. Sì, qua parliamo di acque sotterranee, non parliamo di corsi d'acqua. Cioè le falde sono dei grandi bacini, delle bolle che ci sono nel sottosuolo a varie profondità, a vari strati, che poi è il più grande acquifero che noi abbiamo a disposizione.
e soprattutto le falde dipendono nella nostra regione dallo scioglimento delle nevi e dall'acqua che scende dalle montagne. Trova il primo strato di ghiaia sotto ai piedi delle prealpi, e questi ghiaioni, questi materassi ghiaiosi, permettono l'infiltrazione dell'acqua nel sottosuolo, e quindi anche questo grande accumulo di questo bacino acquifero straordinariamente importante, che è uno tra i più importanti d'Europa e anche... quindi è uno dei più importanti, resta Sì, ancora adesso. rimane perché e da lì partono tutti i nostri acquedotti anche, quindi è l'area dove vengono prelevate le maggior quantità di acqua proprio a servizio dei cittadini. Quando il materasso ghiaioso decresce verso valle e incontra i primi strati di argilla, l'acqua non riesce più a filtrare nello strato ghiaioso Quindi e sale. inizia a risalire, e dà origine a questo grande fenomeno delle risorgive, che contraddistingue non solo il Veneto, ma tutta la linea che va dal Friuli fino al Piemonte. È una grande linea delle risorgive che è proprio a valle di questi grandi materassi ghiaiosi che danno origine alle grandi falde acquifere. Parliamo del Veneto. La falda oggi è l'acquifero più in crisi, ancora oggi. Sta di fatto che i dati che abbiamo messo nel bollettino lo evidenziano. Dal 2022, l'anno più siccitoso, le falde sono andate praticamente a livelli quasi di non misurabilità. Mamma mia. Quindi siamo arrivati allo 0 percentile su quasi tutto il Veneto. Cioè Quindi, gravissimo questo gravissimo. fatto. Abbiamo praticamente, potevamo dire, abbiamo perso le falde. Va bene, in termini di misurazione, e quindi bisognava andare negli strati più profondi. Pensate che lì è un'acqua che ha centinaia d'anni di accumulo, quindi toccare quelle falde vuol dire rovinare anche un patrimonio di acque sotterranee. Oggi le falde, con le piogge del 2023 e questo evento ultimo, hanno recuperato un po'. Quindi siamo intorno al 50° percentile, abbiamo Come ancora buono, l'area... è una buona situazione per chi non... No, la situazione dovrebbe superare il 100° percentile per arrivare in uno stato di normalità, però abbiamo una situazione di crescita. Le falde sono degli acquiferi che non reagiscono come un fiume. Piove, il fiume si ingrossa; nevica, si scioglie la neve, il fiume si ingrossa. La falda ci impiega mesi, decine di mesi per dare dei segnali di recupero, perché l'acqua si deve infiltrare, deve raggiungere gli strati profondi e deve poi costituire quell'acquifero che dicevamo prima. Sta di fatto che oggi una delle situazioni più monitorate anche da parte del commissario nazionale che è Nicola Dell'Acqua, insediato dopo il 2022 per la siccità, ha come primo obiettivo quello di attenzionare le falde sotterranee e mettere in atto tutta una serie di azioni per la sua ricarica. Ed è una ricarica artificiale. Anche qua dobbiamo intervenire con le azioni dell'uomo per ripristinare ciò che abbiamo rovinato, in parte per eccesso di prelievo e una parte perché la piovosità... Cioè, quindi bloccare la discesa a mare delle acque, insomma, sostanzialmente, cioè No, frenare in qualche modo, sì, che bloccare scenda... la discesa a mare delle acque è impossibile, anzi, perché un territorio come il nostro, prima l'acqua va via dal territorio, quando è in eccesso meglio è, se no ci allaghiamo. E allora come facciamo a riempire? La ricarica della falda va effettuata attraverso dei sistemi che, per esempio, consorzi di bonifica hanno una esperienza in merito, perché abbiamo partecipato nel tempo a dei progetti comunitari che sono stati anche premiati a livello europeo, per costruire delle aree artificiali di infiltrazione. Sono delle aree costruite tipo dei canali, piccoli canali a pettine su un ettaro, molto vicini uno dell'altro. Si crea praticamente una serie di scoline che vengono riempite con l'acqua che non utilizziamo anche durante i periodi estivi, o magari durante la primavera come questo periodo, o magari l'autunno dove abbiamo meno utilizzo, quindi abbiamo acqua magari in eccesso. Vengono riempite questi canali, sono fatti di ghiaia e quindi l'acqua praticamente permea nel sottosuolo, e abbiamo fatto una stima del progetto. Un ettaro di superficie riesce a infiltrare in un anno 1 milione di metri cubi. Noi ne abbiamo già 11 operative
di queste aree di infiltrazione, ma c'è un obiettivo che è quello di andare a costruirne ancora di più su tutta la linea delle risorgive, Quindi dal sopra Friuli la linea, fino ad arrivare... sì, qua parliamo di Veneto, Certo. delle altre Ah, regioni vabbè. adesso non ci occupiamo, però sopra la linea delle risorgive andare a prevedere molte aree di infiltrazione artificiale che permetterebbero di mantenere costante la falda e garantire anche l'utilizzo potabile, perché uno dei problemi Infatti era della quello che falda volevo è l'utilizzo potabile, perché per l'agricoltura ne utilizziamo pochissima acqua sotterranea, utilizziamo tutta acqua superficiale. Ecco, me ne chiedo questo, l'acqua sotterranea per essere potabile non richiede che anche naturalmente ci sia un passaggio di molti anni, che si deve attraverso il passaggio attraverso Sì, beh, certo. si deve depurare, perché noi ci viene giù acqua che è abbastanza inquinata? Sì, beh, l'acqua potabile passa attraverso un passaggio di potabilizzazione, Certo. un processo di potabilizzazione, quindi l'acqua che viene prelevata dal sottosuolo può avere i requisiti di potabilità, ma generalmente Ci sono acque più o meno buone, insomma. ecco, sulle falde dove ci sono i prelievi il processo di potabilizzazione non solo è obbligatorio, ma è anche perché deve garantire che l'acqua sia perfetta Sia per un'acqua l'uso buona, umano. Ecco, assolutamente. quindi, però possiamo dire di avere delle falde molto buone. Certi territori sono state anche rovinate dal problema dei FAS e quindi questo è un ulteriore gravissimo problema Sì. che abbiamo avuto, però la Regione Veneto ha reagito con forza, sia con i filtri ma anche con l'interconnessione delle reti rispetto a campi pozzi dove in realtà l'acqua è sicuramente sicura per i cittadini. Però parliamo di acqua potabile, ecco. Però l'azione di ricarica artificiale è fondamentale. Un territorio che ha una buona falda è un territorio sicuramente sano e anche ricco. Perfetto. Quindi, Noi siamo giunti quasi al termine della nostra molto interessante intervista. Le faccio solo una domanda. I corsi d'acqua, quelli invece superficiali, come siamo messi? i corsi d'acqua in questo periodo hanno fatto la loro funzione, che è quello di riempirsi fino quasi a esondare addirittura. Ma sono stati puliti, sono stati dragati, sono stati... Allora, ecco, questo è un problema che abbiamo, che non è una costante. Allora, i consorzi di bonifica hanno in gestione 25.000 km di canali e ogni anno fanno la manutenzione e la pulizia di questi corsi d'acqua. Un problema l'abbiamo, ma questo è un problema molto più importante, che è in capo purtroppo alla Regione, che ce l'ha molto attenzionato questo problema, che è come pulire gli alvei dei grandi fiumi. Perché non è una cosa semplice, nel tempo sono stati addirittura scavati, si sono abbassati, sono stati anche colonizzati in eccesso dalle piante, come vediamo in tantissimi fiumi, e l'azione appunto di manutenzione non è così forte Come dovrebbe essere, e questo rischia di compromettere qualche volta anche proprio la funzione idraulica che ha un fiume, perché le piante possono essere strappate da una piena, rovinare un argine, creare dei sifonamenti e quindi poi generare delle esondazioni o comunque delle rotture arginali. Ecco, questo è un grande problema che so che insomma, la Regione, lo stesso Presidente in questi giorni di calamità ha dichiarato la necessità di avere 1 miliardo di risorse finanziarie proprio da destinare ai fiumi, perché i fiumi sono un grande problema oggi in Veneto. Certo. Siamo attraversati da fiumi da nord a sud, o meglio da monte a valle, corti ma molto violenti e che hanno necessità di essere messi in sicurezza, e soprattutto abbiamo fiumi che, attraversando un territorio che decresce, quindi è soggiacente rispetto al livello del mare, quando questi fiumi attraversano il famoso catino bonificato, in realtà diventano pensili fiumi e quindi con grandi arginature, e le arginature, quando sono fragili, rischiano, quando si rompe, di allagare e creare alluvioni anche importanti e con gravi danni alle popolazioni. Ecco, questo è un elemento di grande criticità. Ripeto, l'azione che svolgiamo noi come consorzio di bonifica sui nostri canali è costante. Mettiamo a frutto le risorse che pagano i cittadini proprio per garantire la costante manutenzione, quindi dagli sfalci ai ripristini, a ripresa delle frane. Siamo attaccati dalla fauna selvatica in qualche momento, perché tra nutrie e tassi i danni agli arginature e alle sponde dei nostri canali è veramente drammatico, e quindi richiedono risorse importanti, però insomma è un'attività su cui possiamo dire
abbiamo in Veneto un reticolo idrografico in sicurezza, Certo, che è controllato. pronto a contenere l'acqua quando serve. Grazie direttore, abbiamo visto poi la pagella terminale, per cui il problema con le faccine, la faccina rossa, con l'anomalia di temperatura, una faccina triste che è quella più grave, e poi le acque sotterranee, come lei già accennato, siamo a metà strada, speriamo che si possano rimpinguare in qualche modo. Certo. Grazie di averci fatto questo quadro generale molto dettagliato, preciso, estremamente anche interessante e chiaro per capire cosa sta succedendo, perché poi se ci mancano degli elementi non possiamo neanche dare delle valutazioni così approssimative. Le auguriamo buon lavoro a tutti quanti voi, Grazie. innanzitutto buon lavoro. Cari telespettatori, la nostra serata si conclude così, buon proseguimento, restate sul canale 19, noi ci rivediamo domani. Grazie.